Veneto è chi Veneto fa. Veneto è? È chi Veneto fa. Vale a dire che chi viene qui in Veneto e lavora da Veneto, vive da Veneto, accetta le regole sociali dei veneti, conosce la cultura, magari anche la lingua veneta, è Veneto. Può avere qualunque colore della pelle, qualunque religione. Guarda, e poi Stefano Zanetta le mette questa foto di Francesco Speroni, europarlamentare, credo sia ancora capodelegazione Lega Nord dell'Europarlamento, e le chiede: cosa pensa delle seguenti dichiarazioni dell'europarlamentare della Lega in merito alla crisi greca? Avrebbe detto, io prendo il virgolettato che mette Stefano, lo commentiamo presupponendo che sia corretto: i greci si sono dimostrati molto meno supini alle decisioni rispetto a quanto non lo siano gli italiani, i quali la prendono in quel posto e sono contenti, gli piace così, gli va bene. Credo che gli italiani in realtà non è vero che siano supini, non è vero che gli piace prenderle in quel posto, come dice Speroni, in maniera colorata, però infatti soprattutto nel nord Italia gli italiani si sono fidati della Lega Nord, cioè quel voto di protesta di cui spesso si parla. La Lega Nord è contro questo governo, però, quindi... Sì, è stata al governo tantissimi anni, negli ultimi 20 anni. Stiamo parlando di questo governo che... Monti vede in parallelo con i Papadimos in Grecia, insomma, che ha veramente progettato... Sì, ma è un governo tra l'altro che non è stato nemmeno eletto, nemmeno quindi scelto. Quindi è d'accordo con... No. No. No, non sono d'accordo. I greci non sono meglio di noi in questo senso di ribellione? No, non sono meglio. Cioè, sono in una situazione peggiore.